Innanzitutto darei la parola al presidente di Fedart, che ci darà, e quindi chiedo agli esponenti delle varie forze politiche il massimo dell'attenzione, perché ci sono diverse proposte sulle quali poi mi piacerebbe appunto ragionare insieme. Prego. Grazie. Cari signori, la realtà di questi ultimi anni ci ha presentato un succedersi di eventi sempre più imprevedibili e sempre più dirompenti, dalla pandemia al nuovo quadro geopolitico, dall'inflazione alla guerra. Costretti a navigare dentro una congiuntura negativa che dura ormai da molto tempo. Prima si faceva riferimento alle crisi del 2008 e del 2011. In una condizione che sembra ormai essere diventata permanente. Tutte le volte che abbiamo pensato tornasse sereno, nuovi eventi di turbamento hanno minato la nostra incontenibile e tenace buona volontà di seguire la direzione del cambiamento indispensabile per sopravvivere agli eventi imprevisti. A livello economico, questi eventi hanno generato dinamiche opposte ma ugualmente negative per la crescita del Paese. Una forte volatilità del mercato economico e finanziario con un generalizzato aumento dei costi dell'inflazione dopo anni di sostanziale stagnazione. L'instabilità delle principali borse internazionali, la crisi energetica che ha evidenziato la necessità per l'Unione Europea e in particolare per l'Italia di acquisire rapidamente maggiore flessibilità nell'approvvigionamento energetico e di accelerare la transizione ecologica. Nuovi indirizzi di politica monetaria da parte della BCE, che già orientata ad abbandonare le misure di sostegno allo sviluppo intraprese negli anni precedenti, ha ripetutamente innalzato il tasso di riferimento quale misura di contrasto all'incremento dell'inflazione, con conseguente aumento dei tassi di interesse da parte delle banche e in caduta un aumento del costo dei finanziamenti per le imprese. Tutto ciò è peraltro accentuato per le micro e piccole imprese, che generalmente beneficiano più lentamente delle fasi espansive dell'economia e risentono più velocemente dei periodi di recessione. A questa congiuntura il sistema ha saputo reagire con forza, dimostrando una capacità di resilienza che ci ha portato a superare l'imprevedibile. La creatività, la flessibilità e la capacità di adattamento ai diversi contesti, fattori che costituiscono la forza del nostro sistema produttivo, si sono confermati come elementi imprescindibili per navigare nella turbolenza permanente. Risulta tuttavia indispensabile attuare interventi specifici e mirati, sia da parte delle istituzioni nella definizione delle politiche economiche, sia da parte del sistema bancario nell'individuazione degli indirizzi di politica del credito. In questo contesto si sono confermati fondamentali i temi della liquidità, dell'accesso al credito e alla finanza d'impresa e che continuano a rimanere temi caldi. Come abbiamo appena visto nella brillante esposizione del dottor Finaldi Russo, il fatto che le micro e piccole imprese faticano molto più delle altre ad accedere ai canali di finanziamento. Il dato che al momento mi sembra emergere più di altri è che, nonostante il contesto difficile, il sistema di regolazione sovranazionale del sistema bancario sembra continuare ottusamente a mantenere, anzi a inasprire, una linea di rigore estremo che mette tutto il sistema economico in una condizione difficile e sempre meno gestibile. Sicuramente dovremo affrontare una lunga e difficile congiuntura che necessita di soluzioni che consentano alle imprese, soprattutto alle micro e piccole, di gestire l'indebitamento.
Con questo quadro di regole di vigilanza c'è da aspettarsi un probabile deterioramento nei rapporti tra il mondo del credito e il mondo delle imprese, se non si interviene con politiche di azioni mirate e condivise tra tutti gli attori: governo, autorità regolatorie, banche e imprese. Appare allora utile e fondamentale stabilire innanzitutto un sistema solido di alleanze tra mondo delle imprese e mondo bancario, per cercare di suggerire tutti insieme le giuste soluzioni per costruire un quadro che consenta alle imprese di superare momenti ancora difficili, con il sistema delle garanzie pubbliche ancora impegnato a sostenere il sistema economico. Accanto a queste, ci aspettiamo che il sistema bancario, in un rapporto di fattiva collaborazione con il sistema dei confidi, sappia costruire le adeguate risposte per mettere in moto le energie più vitali, trovando la strada per sostenere un sistema di impresa diffusa che non costituisce soltanto un valore economico, ma anche e soprattutto una risposta importante alle esigenze di coesione e tenuta del tessuto sociale. Nello scenario attuale, dunque, con quali sfide, con quali opportunità i confidi devono confrontarsi per continuare a creare valore a favore delle micro e piccole imprese, nonché a sostegno dello sviluppo economico e sociale dei territori? Indubbiamente svolgono ancora una funzione centrale nel facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese, in primo luogo con la garanzia mutualistica, ma non solo. Sono stati chiamati a rimodulare il proprio ruolo e a disegnare nuovi ambiti in cui apportare utilità per i principali stakeholder. La garanzia mutualistica si conferma ancora come l'area distintiva di competenza del sistema e come tale va valorizzata e potenziata maggiormente, anche sfruttando al meglio l'evoluzione normativa del periodo pandemico. A tale fine il rilascio della garanzia, integrato con la consulenza e l'assistenza finanziaria, è indispensabile per accrescere le conoscenze delle imprese di minore dimensione, accompagnarle nelle scelte finanziarie, facilitarle nella relazione con le banche. Al contempo, i confidi devono rispondere ai mutamenti del mercato del credito, affiancando la garanzia mutualistica con altre attività necessarie per affrontare le maggiori criticità per le imprese associate e sulle quali si concentrano le loro richieste. In primo luogo, sta diventando sempre più importante l'attività di credito diretto di importo contenuto, in quanto esso rappresenta il segmento di mercato da cui negli ultimi anni le banche di maggiore dimensione si sono allontanate, ma che rimane essenziale per le micro e piccole imprese. Siamo consapevoli, noi e i confidi che rappresentiamo, che il credito diretto non è la panacea di tutti i mali, né per il sistema né per i nostri soci. Dunque non puntiamo a sostituirlo completamente alla garanzia mutualistica. Tuttavia, sebbene non debba costituire il fulcro delle nostre attività, si rende opportuno svilupparlo maggiormente e soprattutto erogarlo a condizioni vantaggiose per le imprese socie. Sarà necessario individuare congiuntamente ai nostri partner di riferimento nuove e dirette forme di provvista. Esse si potrebbero realizzare attraverso il canale bancario con plafond delicati, con la messa a disposizione di risorse da parte dei soggetti pubblici, sia rafforzando e dando seguito alle esperienze positive realizzate con le regioni, sia anche attivando qualche azione sperimentale a livello centrale, o ancora con accordi sottoscritti con altri soggetti, come proficuamente è avvenuto con Cassa Depositi e Prestiti. I confidi hanno costantemente agito a supporto delle imprese di micro e piccole dimensioni, portando avanti la propria missione di sostegno reciproco, mutualistico appunto, tra gli imprenditori, e si sono dimostrati decisivi nell'attuare gran parte dei soci a rimanere sul mercato e a crescere.
I dati della ricerca Fedart esposti in precedenza dal dottor Marconi riferiti al 2021 lo confermano. Essi dimostrano che pur in un quadro difficile per i confidi, determinato tra l'altro dalla necessità politica di intervento pubblico attraverso il fondo di garanzia, essi sono riusciti ad essere integrativi e complementari all'azione di sostegno pubblico. Circa 8 miliardi e mezzo di stock di garanzie in essere e altri 250 milioni di credito diretto erogato sono valori importanti, visto l'imponente volume di garanzie pubbliche concesse negli ultimi 3 anni. Ma consentitemi, con una punta di legittimo orgoglio, di sottolineare che ben il 60% di stock della garanzia e quasi l'80% del credito diretto erogato riguardano confidi aderenti a Fedart. Questi dati assumono ancora maggiore rilievo se consideriamo che l'intero sistema dei confidi ha pesantemente risentito dei cambiamenti che si sono verificati dal 2008 a oggi nel contesto macroeconomico nazionale e internazionale, nella legislazione e nella regolamentazione bancaria, negli indirizzi di politica industriale nazionale e territoriale, nelle scelte strategiche delle banche. Gli effetti sono evidenti. Il volume di garanzie in essere nel 2021 è pari a 1/3 di quello di 10 anni prima. Per tutte queste ragioni, per rilanciare il modello italiano di garanzia di natura mutualistica e privata, ma necessariamente sinergica con quella pubblica, in grado di produrre vantaggi per le micro e piccole imprese, si rende indispensabile adeguare la normativa di riferimento. Proprio in ragione delle gravi e continue crisi che si sono ripetute negli ultimi anni e dell'evoluzione del sistema, nonché per rispondere alle conseguenti richieste delle micro e piccole imprese, occorre pensare ad una più adeguata legislazione che regoli i confidi in modo da rafforzare la capacità di affiancare e sostenere le attività economiche delle imprese associate. L'attuale legge quadro, infatti, non consente più ai confidi di qualificarsi efficacemente come partner delle imprese socie e di contribuire proficuamente al loro sviluppo. La norma di riferimento di cui vi parlo per il sistema è attualmente in vigore, fu varata 20 anni fa e solo questo può essere sufficiente a far capire quanto sia necessario che la norma sia adeguata, se non completamente riscritta. Era certamente una legge valida e adeguata alle condizioni del sistema produttivo e dei mercati appunto di quei tempi. Fu una parziale risposta all'arrivo di Basilea 2. Negli ultimi 15 anni sono intervenuti eventi che hanno radicalmente modificato il quadro macroeconomico. Il downgrade del nostro Paese, che ha posto pari al 100% la ponderazione sulla garanzia dei confidi, azzerandone i benefici per le imprese e per le banche. Le crisi finanziarie che citavo prima, il nuovo ruolo assunto dal Fondo di garanzia e la sua centralità nelle politiche pubbliche a sostegno del credito per le micro e piccole imprese. È necessario dunque adottare un nuovo quadro normativo costituito con la massima condivisione tra tutti i soggetti istituzionali e politici coinvolti. Con questo auspicio Fedart intende fornire il proprio contributo alla discussione, avendo elaborato una proposta che vuole perseguire i seguenti obiettivi: razionalizzare e rendere più efficiente l'intero sistema della garanzia mutualistica, senza privarlo di quel carattere territoriale che anche se si chiama credito, ne necessita; innalzare lo standing reputazionale del sistema dei confidi, avviando il superamento con la doppia categoria di confidi vigilati e confidi cosiddetti 112 o minori, con una vigilanza proporzionale alle attività erogate. Grazie. Rafforzare
il principio della complementarietà tra garanzia pubblica e mutualistica, mantenere il concetto di prevalenza della garanzia modificandone i criteri di determinazione, legandolo solo al parametro patrimoniale. In sintesi, aumentare le attività esercitabili estendendo il concetto di prevalenza. La sezione di domani mattina entrerà più nello specifico della nostra proposta. Ora è importante evidenziare la rilevanza e la necessità di dotare il sistema dei confidi di un vestito legislativo più adeguato alle mutate condizioni dei mercati per poter essere sempre più un pilastro fondamentale per il sostegno e lo sviluppo delle micro e piccole imprese del nostro Paese. Abbiamo deciso di farcene carico perché, come avete ben visto anche dalla presentazione, Fedart rappresenta buona parte del mondo dei confidi e perché, come molti di voi sanno, si sono incrinati i rapporti con Assoconfidi. Negli ultimi 2 anni abbiamo perseguito con tenacia l'obiettivo di una riforma di Assoconfidi, convinti dell'assoluta necessità di una rappresentanza unitaria più efficace, coerente con le dinamiche che negli ultimi anni hanno caratterizzato l'evoluzione dei confidi e che sempre di più si accentueranno nel prossimo futuro. Siamo ovviamente orgogliosi della nostra matrice originaria, ovvero del legame con il mondo dell'artigianato, ma non possiamo non rilevare che i confidi oggi non sono più costituiti da imprese appartenenti a un unico settore di attività economica. È la finalità sociale dei confidi agevolare l'accesso al mercato finanziario e ai propri associati a rappresentare il motivo di adesione e non l'appartenenza a un particolare settore. Vi è necessità pertanto di un soggetto unico, espressione diretta di rappresentanza dei confidi e non, come adesso, di una pluralità di federazioni, che sia effettivamente in grado di rappresentare al meglio questo mondo, superando un impianto oramai antiquato e disallineato rispetto ai soggetti che intende rappresentare. Purtroppo non abbiamo riscontrato questa sensibilità tra le altre federazioni di rappresentanza dei confidi e per questo motivo abbiamo comunicato la volontà di recedere, lasciando però aperto uno spiraglio qualora nelle prossime settimane si dovesse creare le condizioni per una franca e leale discussione su una reale riforma di Assoconfidi. In tal caso, come sempre, faremo prevalere il nostro spirito collaborativo per dar vita a un'organizzazione del Sistema Nazionale dei Confidi che esprima una forte e unitaria capacità politica di rappresentanza degli interessi degli associati a servizio delle micro e piccole imprese e che sappia dotarsi di una solida e concreta strategia. Tracciare le dinamiche attuali e prospettiche dei confidi non può prescindere dall'analisi del fondo di garanzia, il principale strumento pubblico nazionale a sostegno dell'accesso al credito delle imprese di minore dimensione e del suo rapporto con il sistema mutualistico della garanzia. La mutazione intervenuta a seguito della drammatica crisi determinata dalla pandemia è stata chiaramente evidenziata da dati che sono stati riportati nella precedente esposizione e che riassumo per memoria. In 20 anni, dal 2000 al 2019, le garanzie deliberate dal Fondo sono state pari a 97,3 miliardi di euro. Nel 2020 e nel 2021 sono state pari a 173,5 miliardi di euro. L'impennata è avvenuta nel 2020 a seguito dell'entrata in vigore delle misure straordinarie di intervento per contrastare la crisi economica indotta da quelle sanitarie. Il 2021 ha visto una contrazione dei volumi che è proseguita nel 2022, pur rimanendo tuttora ampiamente al di sopra di quelle precedenti la crisi. Come era da attendersi, i confidi sono stati
marcatamente penalizzati da un'azione pubblica così pervasiva, benché indispensabile considerata la gravità della congiuntura. Tuttavia occorre riconoscere loro il merito di essere riusciti, nonostante tutto, a ritagliarsi un ruolo sulle risorse pubbliche del fondo. Particolarmente significativo è poi da osservare come la distribuzione dell'operatività del fondo ne rispecchi la mission e le finalità strategiche, rinegoziazioni, garanzia aggiuntiva fino al 100% del finanziamento, credito diretto di piccolo importo. Sono esempi che ribadiscono quanto detto prima. Per il futuro auspichiamo che il legislatore voglia orientare il fondo a una maggiore complementarietà tra la garanzia pubblica e quella privata. La nostra proposta di riforma va proprio in quella direzione, sviluppando alcune ipotesi che intendiamo sottoporre all'attenzione delle istituzioni competenti. Innanzitutto, un rafforzamento nella complementarità tra garanzia pubblica e garanzia mutualistica significherebbe ridurre il peso dell'intervento sulla finanza pubblica, rendendo più efficiente l'impiego delle risorse dello Stato, avere un maggiore effetto leva a beneficio sia principalmente delle micro e piccole imprese, sia del sistema bancario, ricordando che l'intervento dei confidi non deve essere considerato un costo aggiuntivo del finanziamento, perché essi, oltre al servizio di affiancamento alle imprese, assumono sul proprio patrimonio una parte del rischio di perdita che non va a gravare sulle banche finanziatrici. Sarebbe infine auspicabile, in prospettiva, verificare un eventuale ritorno, compatibilmente con l'attuale contesto di crisi, alla riforma del 2017, entrata in vigore nel 2019 solo per pochi mesi. Grazie dell'attenzione.